Era scritta, c'è stato un certo punto in cui sembrava potessero cambiare le carte in tavola, poi alla fine è successo. Rovigo-Petrarca. Che strano. Proprio loro due in semifinale. È un qualcosa, insomma, che è un'altra tappa di una storia infinita tra queste due squadre, queste due città che si incontreranno in semifinale questa domenica e domenica successiva, l'andata al plebiscito e il ritorno qui allo stadio Mario Battaglini. Domenica 12 ottobre. Oggi come ospiti abbiamo scelto due persone che se ne intendono di derby, li conoscono molto bene, perché avevamo bisogno di approfondire il concetto e lo facciamo con l'icona del rugby a Rovigo, Edo Lubian. Edo, benvenuto. Buonasera a tutti. E avevamo bisogno di qualche spia, qualcuno che ci dicesse qualcosa in più, qualcuno che conosce sia il nostro ambiente, sia quell'ambiente, sia gli ambienti che girano attorno a entrambi i club. Con noi bentornato Polla Ruccia. Polla. Buonasera a tutti. Allora Edo, partiamo dalla vittoria con Sandonà, una vittoria che insomma al primo tempo non aveva fatto una grande prestazione, poi nei secondi 40 minuti siamo usciti. Sì, siamo usciti nella seconda parte del match perché sapevamo che loro non avevano niente da perdere, venivano qua a giocarsi l'ultima partita della stagione, anche un po' per stare insieme, per fare l'ultima partita assieme. Alcuni di loro sicuramente andranno via a Sandonà, alcuni resteranno, quindi sapevamo che era difficile interpretarla. Il primo tempo abbiamo subito un po' il loro gioco, però dopo il secondo tempo, anche con un pochettino di aggiustamenti che abbiamo ricevuto da Umberto, siamo riusciti a portarlo a casa anche con un ottimo risultato. Quindi... Ecco, Polla, prima di entrare nella semifinale è doveroso, tu rappresenti il coach del Valsugana, perché è doveroso anche un po', diciamo, tirare un po' le fila, fare un ragionamento su quello che è stata l'ultima giornata che incredibilmente ha rimesso in gioco la Lazio, una squadra che sembrava spacciata e poi... Sì, credo che è rimasto anche la squadra di Verona è rimasta un po' stupito per questa cosa, perché so che dopo la nostra partita hanno fatto una grande festa e pensavano già di essere salvi, ma anche per noi di Lazio, cioè questo cosa hanno vinto le ultime 3 partite di fila, sono andate a Firenze a vincere, poi battere il Fiamme in casa credo che era 21-3, un punteggio così, sono tornati, quindi sono stati bravi, ma li ho visti in forma anche contro di noi, una squadra che è molto aggressiva sui punti incontro, piace giocare, tengono la palla in mano e quindi non sarà facile per la squadra di Verona, e sicuramente la squadra di Lazio non vuole mollare questo posto in eccellenza, quindi sicuramente verranno fuori a dare il massimo. Ecco, c'è da dire che poi chiudiamo il discorso che penso che insomma faccia comunque un po' male, un vero peccato per il Valso che comunque aveva rosicchiato punti, aveva fatto una prestazione insomma sicuramente di altissimo livello in tutto il campionato, probabilmente uno dei club con il minor budget in assoluto, e poi insomma abbiamo già sentito il tuo punto di vista, sappiamo come la pensi, resta il fatto che questa è un'esperienza storica per un club come il Valsugana. Ma diciamo che per fortuna sì, mi hai beccato 2 settimane dopo la partita, perché ho riflettuto un po' tanto in queste 2 settimane, ripensato un po' su tutto e sto un po' più sereno adesso. Se pensiamo a una società come nostra, che questi ragazzi, io lo vedo in questo momento, se voglio vedere la parte positiva, che è un fine di un percorso, perché tanti di questi ragazzi hanno vinto il topolino nell'Under di Valsugana, dopo sono andati a vincere il campionato Under 16 e Under 15, che era quell'anno lì ancora Under 15, poi hanno vinto l'Under 18, poi sono stati in C, sono andati in B, da B sono venuti in A, e quando io e questo staff abbiamo preso la squadra 3-4 anni fa, mancava 4 partite, dovevamo vincere tutti 4 per rimanere in Serie A, se no andavamo in Serie B. E quindi da lì di andare l'anno dopo in Serie A, vincere tutte le partite, ne perdere neanche uno, arrivare prima in classifica, dopo in semifinale ovviamente abbiamo incontrato l'Aquila, che è una squadra molto con tanta esperienza, abbiamo sofferto un po', e l'anno dopo di nuovo in semifinale siamo arrivati in finale e oggi come oggi siamo in eccellenza, quindi è veramente un bel percorso. E alla fine in questo momento ho sentito poi il rugby mercato e mi dispiace un po' per la società, ma ci sono diciamo attorno ai 7-8 giocatori che forse hanno già ricevuto le offerte dell'eccellenza, e questo da una parte è una grande soddisfazione, perché se tu pensi questi qua hanno fatto un percorso, si sono messo diciamo adesso in mostra nel livello più alto in Italia come campionato e sono stati pescati. Adesso credo che è anche un bel messaggio per gli altri ragazzi che adesso non sono stati pescati, hanno assaggiato un po', hanno visto cosa vuol dire giocare in eccellenza e dove devono lavorare un po' di più,
così possono arrivare forse un giorno anche loro. Ma solo per tornare al discorso di fatto che siamo giù e sto più sereno, è che è stato un anno difficile, ma e poi un'annata che non abbiamo chiesto, cioè non è una cosa che abbiamo messo come obiettivo di andare in eccellenza. Con il processo, con il lavoro che abbiamo fatto in campo siamo arrivati, quindi è stata una bella esperienza per tutti, però poi dobbiamo anche guardare un po' la realtà negli occhi, cioè noi alleniamo la sera e abbiamo tanti ragazzi che lavorano, che studiano ancora, abbiamo 5 ragazzi di 99 che giocava quest'anno, 3 di 98, abbiamo il budget più basso o più piccolo, come hai detto, cioè, credo che stiamo parlando di 250.000, quindi neanche tanto, e quindi durante la settimana dobbiamo cercare i campi, perché abbiamo 500 bambini che allenano su tutti i campi, non abbiamo spazio, abbiamo allenato in giro, abbiamo fatto la nostra partita a plebiscito, che secondo me forse è stata una cosa un po' sbagliata, era forse meglio giocare a casa nostra. Ovvio che deve mettere qualche tribuna in più perché per le regole, ma era difficile andare a giocare per il sito perché non è un campo nostro. È vero che si era ventilata l'idea di spostare la tribuna questa? Sì, prendere la tribuna di Rugby Rovigo. Quella di ferro, portarla al Valsugana. Perché noi eravamo desperati, avevamo detto dobbiamo tornare a casa nostra, a giocare a plebiscito davanti a queste tribune vuote, non era proprio come sentivamo l'anno prima, quindi sì, quindi ci sono tante cose contro, che credo che il Valsugana forse non era ancora proprio pronto, solo il lavoro bene che abbiamo fatto in campo e con diciamo anche questo orgoglio e il desiderio di questi ragazzi di voler arrivare a questa eccellenza è stato un nostro, diciamo, fortuna, e però la società sono sicuro che ha imparato anche qualcosa quest'anno e sicuramente si prepararono meglio se deve succedere di nuovo. Quindi tante cose positive, bella esperienza, e credo non possiamo dire che era un fallimento, perché questi ragazzi hanno combattuto ogni partita. Credo 2 abbiamo sbagliato, era quella qua in casa contro Rovigo e quella contro Cavisano in casa, ma gli altri hanno sempre giocato per 80 minuti. Ecco, è sicuramente una bella favola quella del Valsugana, Edo, no? Tanti tuoi, come posso dire, colleghi, parlava di gente che lavora, tu quest'anno hai cominciato, insomma, anche un percorso professionale dopo la laurea, non è, immagino, semplice. No, decisamente ti devi, insomma, regolare anche quando fare palestra, perché gli altri magari fanno palestra la mattina, tu devi recuperare il pomeriggio, è un altro modo di intendere il rugby e soprattutto un altro modo di veicolare le tue energie, perché sicuramente hai meno spazio per riposare, sei sempre in giro, e quindi è stata una bella sfida anche per me e credo per loro, per i ragazzi tutti, perché è stato, voglio fare i complimenti a Paula, perché sicuramente è stato un obiettivo raggiunto da parte della loro società, in tutti i punti di vista, perché arrivare con la stessa squadra quasi dalla Serie A, quasi salvarsi, che se si salvavano non c'era niente da recriminare, anzi devo fare solo i complimenti, ecco. Ecco, allora facciamo una cosa, abbiamo parlato brevemente del San Donà, la partita insomma vinta da Rovigo, adesso è il tempo però di mettere la nostra attenzione, il nostro focus sulla doppia sfida con il Petrarca, però andiamo a rivedere gli highlights e le mete dei bersaglieri sabato scorso qui al Battaglini. Buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Mario Battaglini, tutto pronto, c'è il fischio di Vedovelli, comincia l'ultimo turno di top 12 tra Femici Z Rugby, Rovigo Delta e San Donà. Esperimenti per Umberto Casellato, c'è una buona risposta da parte del Pax Sandonatese, palla che tende ad uscire ma non ce la fa, ed è il pacchetto San Donà ad averla meglio su quello rosso-blu, per cui attenzione, gioca veloce San Donà e ripaga immediatamente quello che fa solitamente il Rovigo. La rincorsa dell'estremo, non c'entra i pali, ottime mani di Odiete nella ricezione, sebbene fosse girato, mani prensili per il numero 11 rosso-blu, e riparte la Femici Z Rugby Rovigo Delta con Cioffi che accelera da secondo centro, potrebbe creare danni lì in mezzo. Massimo Cioffi accelera ancora, forse non ce n'è per nessuno, prova il ritorno ma non ce la fa, è una meta spettacolare da parte di Massimo Cioffi, l'esecuzione di Chillone che centra i pali, per cui Rovigo in vantaggio 7-5. Nel frattempo vediamo Lyle sulle bandierine, San Donà avanti di 3. Gioca veloce Chillone, Diego Antel prova a sorprendere Rovigo San Donà, non una grande trasmissione,
Massimo Cioffi, vediamo se inventa o meno, va oltre il primo, ancora un offload, palla viva, continuità diretta, Edo Lubian che ha tratto i maggiori benefici dallo spray magico, si è messo a correre, seconda linea d'attacco, Rovigo ancora che muove con David Odiete, prova a raddrizzare la propria corsa, palla a disposizione, Chillon mette le mani, Vian, c'è un sostegno che è quello di Guido Barione, resta in piedi Vian, Petrozzi non lo mette giù, Vian adesso va giù, punto d'incontro, dentro, facile per Alberto Chillon, arriva alla seconda meta rosso-blu firmata dal numero 10 Rodigino, sotto gli occhi di Vedovelli. Non c'entra i pali, 1 su 2 per lui, dalla piazzola, che diventa 2 su 3, Brugnara fa strada il pilone mantovano, Chillon vicino, Cioffi accelera, Massimo Cioffi non lo ferma nessuno, Massimo Cioffi uno step devastante per il secondo centro rosso-blu, finta di andare, adesso il sostegno di Gianmarco Viane, arriva alla meta personale dell'ex andonatese, immaginare, visualizzare con gli occhi la traiettoria, i 3 passi, la Quaglio dice sì, forse fuori gioco di Lubian, tutto regolare per l'arbitro Vedovelli. E c'è il tenuto per l'ottimo lavoro nel punto incontro da parte dei rossoblù. Chillon gioca veloce, Mantelli, Majstorovic, Odiete Barion, questa è una condizione perfetta per Rovigo, Jack non ci arriva, Denis Majstorovic direttamente in meta, prende la rincorsa Chillon, non infila l'H, numero 12 Rodigino, Cioffi cambia il senso, Antol nel traffico, reverse pass per Cioffi, ancora giocata straordinaria a parte Rovigo, vediamo Massimo Cioffi, va a debordare, cerca un sostegno, arriva il sostegno, Gianmarco Viana resta in piedi, seconda meta Gianmarco Viana, secondo assist Massimo Cioffi, Chillon prende la rincorsa, vediamo se stavolta in fila l'H, forse è entrato anche Catellan, vediamo. No, in realtà no. Rovigo che tiene questo pallone, c'è la possibilità di segnare e arriva con David Odiete. Stiamo osservando quello che stava succedendo tra i vari cambi sandonatesi. Rovigo nel secondo tempo, Mantelli stavolta in fila, l'H, Momberg il lancio, la presa, Cicchinelli, Rovigo prova col drive a strutturarsi e cerca di andare oltre, buono l'abbrivio, Momberg plana in meta, parte la rincorsa Mantelli, niente da fare, non infila l'H, giocatori veneziani, Owen, Derbyshire, palla viva, cambia l'angolo balzi, a disposizione lo stesso Derbyshire, Rovigo un po' troppo leggero, rischia Derbyshire di perdere questo pallone, battute finali di questo campionato per Sandonà, mentre per Rovigo ci sono 2 settimane di fuoco, Friulano, Sandonà non riesce a alimentare questa volta, ce la fa alla fine, no in realtà non è meta perché c'è stato una sorta di muro a vietare la gioia al team di Tony Green. Tutto finito sembra. Finisce qui il match con la vittoria di Rovigo per 43-16 sul Sandonà, vittoria che garantisce a Rovigo il secondo posto. Ma di questo match l'ultimo pensiero non può che andare a Giovanniker, che con questa partita finisce la sua esperienza come giocatore di rugby. Un grande giocatore e soprattutto un grande uomo a cui tutto Rovigo vuole immensamente bene. Che sia chiaro, derby d'Italia, numero 165, plebiscito domenica, ore 16:30, Petrarca, Rovigo. Edo, siamo sempre lì. Non c'è niente da dire, sarà una sfida assolutamente da guardare, speriamo che sia anche bella da giocare e che si esprima un bel rugby, ecco. Sappiamo che quelle sono partite un po' chiuse, però per noi, come abbiamo insomma l'intenzione di tutto quest'anno di intendere il rugby, sarà una sfida aperta e vedremo insomma vinca il migliore, ecco.
Ecco, poi in fase di presentazione abbiamo detto c'è stato un momento nel corso della giornata di sabato in cui i risultati erano in bilico, sia Roma, Fiamme Petrarca, il Valo Regbi stava recuperando, in situazione di power play con l'uomo in più, per cui non si capiva più nulla. Poi alla fine, insomma, la montagna ha partorito il topolino, come si suol dire, e ancora Rovigo Petrarca. Tra l'altro danno cattivo tempo, quindi... No, diciamo Meglio. che ho sentito anch'io tanti discorsi, per esempio parlavi con quelli di Reggio e facevi la domanda contro chi volete giocare in semifinale, no, vogliamo giocare Rovigo, non vogliamo giocare Cavisano, che è un po' strano perché nessuno vuole un Rovigo in semifinale, perché questa città, questa squadra ha sempre qualcosa di più, anche se tanti in questo momento forse vedono il Rovigo solo con un bel gioco, con la palla in mano, ma manca forse qualcosa qua di là nelle occhi di altri, però Rovigo è difficile battere in semifinale e credo che anche il Petrarca ha detto, credo che volevano Cavisano, perché un derby è sempre difficile, è una partita che può andare da qualsiasi parte, però io non ho seguito tutte le partite ultimamente a PBC di Rovigo, ma nei miei anni quando allenavo io diciamo che è sempre andata bene quel campo lì, cioè, credo che ci saranno più persone di Rovigo, che i tifosi di Rovigo, che di Petrarca. Spesso vedere quel tribune lì così bello pieno, da una parte 5.000 persone, è bello giocare lì a PBC. Quindi il Petrarca questa stagione non l'ho visto così devastante come l'anno scorso, lo vedo, diciamo, fanno le prestazioni in una linea, non c'era mai uno che dice che è bravo o che è forte, come sta andando proprio bene, o uno che dove giocano male, sono proprio così, e secondo me il Rovigo in questo momento è più in forma, ma come sappiamo il derby è sempre un derby e può succedere qualsiasi cosa, come lo sappiamo bene noi. Certamente. Allora Edo, se ti avessero detto con chi vuoi giocare, cosa avresti risposto prima di questo weekend? Io intendo i playoff come una sfida a sé, non ti deve neanche importare chi raggiungi, chi arriva in finale, in semifinale, scusa. Devi interpretare le partite come se fossero 2 finali consecutive e non importa con chi. L'importante è guardare le motivazioni che hai nella tua squadra e soprattutto devi guardare te stesso, il tuo gioco, come cercare di migliorarlo e di portarlo, insomma, all'apoteosi, come può essere arrivare in finale. Ecco. Quello che arrivava non importava, non ci deve importare. Ecco. Allora, la doppia sfida ha un approccio che è diverso rispetto alla sfida unica, o no, secondo te? No, sicuramente. Io da anni che non sono tanto d'accordo con questi sistemi di semifinale, perché io dico che una stagione è lungo. Se tu durante la stagione hai fatto il tuo campionato e tu sei arrivato più alto in classifica, io ti invito come quarto, come terzo a venire a battermi in casa. Se tu mi batti in casa tu puoi superarmi, ma non può essere che ti do un altro chance in casa tua, perché sappiamo che qua in Italia ci sono tante cose che può cambiare una partita, da tempo, dall'arbitro, da tutti, e non adesso non per andare contro gli arbitri, ma anche per un arbitro c'è emozione, è un semifinale, può sbagliare qualcosa, e dopo stiamo parlando di punti di differenza, quindi in casa uno fa 20 punti e da casa tua lui perde con, non so, 19, 18 e lui passa, per me il sistema non è proprio il modo come fare, non è proprio il massimo, perché tu dai un altro chance a quello lì che è arrivato quarto, e può anche essere in un tipo di stagione come questo, infortuni, tutto, tu arrivi all'ultimo, hai dato il tuo massimo, sei arrivato prima in classifica e il quarto, credo che è già successo, Mogliano ha vinto lo scudetto così. Roberto, sì. Quindi arriva a un punto come quarto e arriva in finale e vince anche il scudetto, che secondo me è una stagione, non deve essere solo semifinale, finale che decide chi è più forte della stagione. Quindi tu dici sarebbe meglio privilegiare, perlomeno dare il vantaggio campo a chi arriva prima in classifica, perché la doppia sfida... Tu vieni a casa mia, mi batti e io ti dico grazie, bravi, complimenti, siete più bravi di noi, siete stati bravi, ma andare di là, dare un altro chance, perché stiamo parlando di punti di differenza, non vincere o perdere, quindi può succedere tutto quel giorno, i calciatori che sbagliano, un infortunio chiave su qualche ruolo, fanno un punto di differenza più alto, tu torni a casa tua e tu sei sotto pressione perché devi adesso fare più punti che hanno fatto loro, quindi non è il massimo, però sicuramente credo un semifinale è sempre bello vedere un Petrarca e Rovigo in finale, perché sappiamo cosa può creare in questo paese o in questa città.
però il Petrarca e il Rovigo, secondo me il Rovigo, trovare Petrarca, il stimolo c'è, la motivazione c'è perché giochi il derby e quindi è meglio forse così, e dopo tu vai a giocare la tua partita con Cavisano una volta, perché quella è la partita secca che può vincere, secondo me il Rovigo può vincere proprio sulla giornata, ma 2 partite contro Cavisano forse è un po' più duro. Ecco, in questo questo è veramente momento. interessante. Per la sfida diretta avremmo, in caso di passaggio del turno, forse maggiori chance con Calvisano rispetto a un Petrarca che sulla doppia sfida insomma abbiamo un buon percorso, ecco. Anche che io concordo, perché in tutti gli altri campionati infatti è una sfida semifinale secca nel campo di quella migliore classificata, e la finale è in campo neutro, perché questo per me è il metodo migliore per stabilire chi è il migliore. Io penso che siano dei problemi organizzativi di base, cioè nel senso, adesso qua stiamo parlando di altro ma mi piace questa cosa, nel senso che è ovvio che guardiamo anche l'Under 20 o la femminile, se non vai fuori un certo giro di stadi è difficile riempire lo stadio, è ovvio che servirebbe un'organizzazione che gestisse questo tipo di evento, a prescindere che ci sia Rovigo, Calvisano, Valsu, Fiamma, eccetera. E questo è un altro tipo di lavoro, bisogna capire se in futuro ci sarà la Lega o chi per la Lega che avrà il mal di pancia o l'onere o onore di fare questo. È ovvio che in questa maniera ci sarebbero grossi benefit nel trovare anche magari maggior visibilità, di trovare anche una pianificazione, perché tu fino alla settimana prima non sai dove ci sarà la finale, per cui anche a livello di promozione non sai dove andare insomma, a sbattere, questo è un problema. È vero che poi anche a livello organizzativo parliamo dei interni, quali insomma siamo, tutta la responsabilità di un'organizzazione di una finale fatta da un club che già è coinvolta nella finale a livello di segreteria, di tutto l'aspetto burocratico, insomma è un bel peso. Ma credo che se tu hai già scelto i 4 campi per tutta Italia dove sarà il finale e all'ultimo settimana tu decidi qual è, quindi chi deve organizzare queste finali conosce già lo stadio, ha già andato a vedere cosa devono fare, secondo me devi fare così, cioè hai i 4 campi che hai scelto e dopo dipende chi va in finale, decidi il così puoi anche creare un evento intorno alla finale. Guarda, allora l'evento in realtà è verissimo. Succede in sport tipo il football americano che capita che fanno la finale di femminile, maschile, 18 nello stesso giorno, è ovvio che riesci a lavorare in una certa maniera, però è pianificato a inizio anno. Anche, non so, la stessa Champions Cup o Challenge Cup l'anno scorso a Bilbao c'era anche la finale di Continental Shield, no? Non hanno organizzato nulla di che di extra, però tu arrivavi, era tutto pronto, oltre allo spettacolo che ovviamente in campo c'era un'organizzazione che ti permetteva di vivere meglio la giornata, è ovvio che questo creava maggior appeal sull'evento stesso. Questo sicuramente, la buttiamo lì, magari qualcuno ci ascolta. Sì, serve un po' di organizzazione. Se guardiamo solo una cosa che ultimamente ho visto questa settimana, la Serie A, come è stato organizzato quest'anno, è pazzia. Chi è già in semifinale deve aspettare 3 settimane prima che giocano, non so come puoi fare un campionato così, perché c'è adesso i 3 che devono giocare per capire chi è il prossimo che entra per fare la quarta squadra, gli altri aspettano per 3 settimane. E cosa fanno? Cosa fanno? Ho sentito che stanno provando a organizzare qualche amichevole per rimanere. Come fai 3 settimane a stare fermo? Per me è un grosso errore, non so chi ha fatto questa organizzazione. C'è da dire che adesso c'è il nuovo main sponsor del Top 12, ci sarà la Rai che trasmetterà semifinale e finale. Se qualcuno vuole portare qualche evoluzione al campionato, io, Edo e Paul abbiamo delle idee da proporre, ormai ci ascoltano. Andiamo a sentire le news che arrivano da Padova per capire cosa sta succedendo attraverso la voce di Simone Varrotto. Tutto neri da una parte, rossoblù dall'altra. La più grande rivalità del nostro rugby si rinnova per altre 2 volte, raggiungendo quota 6 nel corso di una stagione che tra Top 12 e Continental Shield ha già offerto 4 derby d'Italia. Quello in programma domenica 5 maggio alle 16:30 allo stadio Plebiscito di Padova sarà l'edizione numero 165 della partita più giocata del massimo campionato nazionale. Soprattutto sarà la prima di 2 semifinali che si annunciano quanto mai equilibrate. Lo dicono i numeri per cominciare. Si misureranno infatti il miglior attacco, quello della Femici Z Rovigo Delta, che ha chiuso i conti con 725 punti all'attivo, e la miglior difesa, quella dell'Argos Petrarca, che ne ha incassati solo 266. I rossoblù vantano però una differenza punti migliore,
più 340 contro il più 216 dei tuttoneri. E questo dato spiega anche i 6 punti di bonus in più in classifica da parte dei bersaglieri, che a parità di vittorie gli è valso il secondo posto. Ci sono poi gli scontri diretti, anche questi leggermente favorevoli a Rovigo, che dopo aver perso ad inizio stagione per 16-0, proprio al plebiscito, si è rifatto vincendo il match di ritorno per 17-10 ed eliminando i rivali in Continental Shield, con un pareggio e una vittoria di misura conseguita al centro Geremia, in un match che si chiuse tra 1000 polemiche per insulti e sputi vari, con relativo seguito di squalifiche pesanti per i colpevoli. La squadra di Casellato e Properzi avrà il vantaggio di giocare il ritorno al Battaglini, ma come insegna la doppia semifinale di 2 anni fa, non c'è da fidarsi. Allora fu il Petrarca a presentarsi da favorito, forte del secondo posto, ma venne messo fuori causa da un Rovigo travolgente che si impose 33-18, piazzando un micidiale 5-0 in classifica ed ipotecando così la finale nei primi 80 minuti della doppia sfida. I campioni d'Italia si rifecero un anno dopo, all'ultima giornata di campionato in cui ci si giocava il primato in classifica. Fu l'Amaro Show, con il giovane flanker tutto nero, autore di 3 mete nel derby, come mai nessun petrarchino prima. Non ci sarà questa volta il talento romano ingaggiato dalla Benetton, fuori per infortunio come altri 2 potenziali titolari come Nostrana e Rossetto. Marcato potrebbe inoltre essere costretto a rinunciare anche a Leao Pepe per una distorsione alla caviglia e a Riera, ancora fuori dopo la concussion subita con Calvisano a fine marzo. Per il resto, la squadra di Padova ha recuperato tutti gli infortunati di lungo corso, quelli recenti e gli squalificati, e si prepara a giocarsela ad armi pari. In campo sarà battaglia aperta, a partire dallo scontro in mischia in cui la Fenici Z ha messo in croce i cugini nell'ultimo confronto di campionato. Sugli spalti del plebiscito sarebbe bello vedere il pienone, come ai vecchi tempi, almeno della tribuna est, dove ce ne stanno 4.000 abbondanti. 2 anni fa, per la semifinale di ritorno, ci furono 3.000 spettatori. Riuscirà questo derby a far salire la fame di rugby? È interessante capire da un punto di vista tecnico il match, la chiave del match, al netto del fatto che probabilmente ci sarà un cattivo tempo, dove sarà lo sviluppo, quali saranno i passaggi più importanti secondo te, Edo? Sappiamo che il Petrarca ha una difesa eccezionale, l'ha dimostrato l'anno scorso che ha battuto quasi tutti su quel punto di vista del gioco. Noi sappiamo che per batterli dobbiamo impegnarli in ogni fase del gioco, le fasi statiche saranno come in ogni partita un punto fondamentale. Noi non sappiamo giocare in altro modo, dobbiamo cercare di velocizzare il gioco, cercare di impedire a loro di rallentarlo, di metterci in difficoltà con la rush defense, che è un punto del loro di forza. Cercano sempre di placarti nel campo tuo, cercano sempre di mettere difficoltà in ogni punto di incontro, e quindi lì sarà la chiave del match. In ogni rack sarà una sfida per il possesso del pallone, ecco. Allora, Polla, secondo te da tecnico sei d'accordo con Edo? Sì, sicuramente tutti noi che abbiamo preparato le nostre partite contro Petrarca abbiamo visto questa difesa molto organizzato, preparato, ti mettono tanto sotto pressione, vengono su tanto bene con la linea. So che anche è una difesa che lo fa il Benetton, che Andrea l'ha portata da là, e conosco bene il sistema, come fanno, cosa fanno, e c'è qualche, diciamo, punto debole in questa difesa, ma sono sicuro che Umberto guarderà bene e lo troverà. E noi... Umberto è qua fuori, se vuoi dirlo. No, in questo momento non lo diciamo in TV perché non sarà neanche giusto, però sicuramente troveranno. Noi seconda partita contro Petrarca credo che l'abbiamo scoperto bene, in senso in campo abbiamo trovato i buchi, abbiamo fatto una bella partita lì contro di loro, ma è una difesa veramente, per me era una sfida. Io ho detto, io devo trovare un modo di battere questa difesa perché sono veramente ben organizzato e chiudono bene il campo, riescono a coprire tutto il campo e rallentare un po' il gioco. Mi dicevi in una serata abbiamo qua che loro difendono attorno al punto di incontro in maniera, diciamo, diversa. Diversa, no? Sì. Diciamo che una volta tutte le squadre dicevano c'è una prima guardia, c'è una seconda guardia che guardano, diciamo, il mediano e il vicino, e il terzo guarda il ricevitore. Invece Petrarca ha un sistema diverso che nei vecchi tempi lo facevano la Francia. È una difesa che scala dietro il punto incontro, cioè non c'è una guardia fissa. Quindi hanno una linea che scala a destra e a sinistra, lasciano stare il punto incontro
chi è lì dentro è il suo compito di rallentare, di fare, ma gli altri sono tutti in piedi, quindi vuol dire che usano 2 persone per fare il placcaggio, gli altri 13 sono in piedi. Se tu sei in attacco, spesso tu hai i portatori di palla, hai 2 che va a pulire, forse un terzo, sono già 4, e mediano che deve fare il passaggio, quindi sono 5, vuol dire che tu hai 10 in piedi, loro hanno 13 in piedi, quindi è un po' il sistema questo. E una volta, come dico, i francesi facevano questo, però c'erano modi di battere le guardie con mediano. Diciamo che in questo caso non è così facile, ma diciamo il punto incontro è la chiave, lì c'è qualcosa che non sono sicuro che lo vedranno loro, perché il largo è difficile andare subito al largo, come ha detto Edo, se non riesci a impegnarli, largo saranno sempre in piedi a aspettarti, quindi devi veramente impegnarli e avere palloni veloci. Ok, Edo dice, noi sappiamo giocare solo in una maniera, vero, cioè dire che abbiamo acquistato un po' più di pragmatismo, forziamo un po' meno ultimamente, o sbaglio? No, questo me lo sento di dirlo, ecco, noi cerchiamo sempre di velocizzare il gioco, abbiamo avuto difficoltà proprio con delle squadre che hanno impedito di giocare veloce, ci hanno messo in difficoltà nei punti di incontro, come ha fatto Calvisano qua nelle doppia sfida. Abbiamo trovato le contromisure qua in casa, infatti quasi quasi facevamo il colpaccio qua in casa nostra. Quello che voglio dire, Edo, è piuttosto di utilizzare sempre e comunque, dare la continuità diretta, si preferisce fare una fase in più, questo mi sembra aver notato. Sì, nel senso io dicevo che giochiamo in una stessa maniera, Sì, cioè sì, no, certo. cerchiamo di velocizzare il gioco, che nel rugby è fondamentale, ecco. Lo fanno tutti quelli che giocano bene e noi cerchiamo di fare questo, ecco. Sappiamo che dovremo fare una performance di alto livello, perché contro il Petrarca, se non giochi al 100% e non ti vanno bene anche certe parti del gioco, diventa difficile portarla a casa, perché tutti dimenticano che questa squadra è campione d'Italia, quasi 14 su 15 sono stati campioni d'Italia l'anno scorso, hanno ammazzato il campionato. Hanno avuto qualche difficoltà quest'anno per infortuni troppo e anche l'infortunio al loro giocatore simbolo, che per me faceva veramente la differenza da tutti i punti di vista, che era l'Amaro, ecco. Li ha messi un po' in difficoltà in certe parti in certe insomma, appuntamenti del campionato, però adesso ho visto la formazione, sono quasi tutti tornati e quindi sarà un match di alto livello, sarà difficile batterli, però ce la metteremo tutta, ecco. Si resetta tutto e si riparte, Polla. Sì, si parte da zero, ma ho detto prima è una Petrarca un po', diciamo, sterile, non sterile, ma hanno galleggiato, sì, sono arrivati in semifinale, sono stati bravi perché c'è una partita che sembrava che perdono, hanno vinto, e dico sempre, se una squadra gioca male vince, allora c'è qualcosa che va, quindi hanno un buon sistema che funziona. Però il discorso di Revigo che ha solo un gioco credo che è un po' esagerato, perché non è così. Il Revigo fa un gioco che è un gioco di, come dicono, alta intensità e tanta decision making, è quasi un po' come i francesi anche di una volta, quando battevano i All Blacks, il giorno dopo vanno a perdere contro, o possono battere in semifinale All Blacks, o cos'era, i quarti finale là in Galles con 50-40 punti, perché sulla giornata, se i giocatori prendono le decisioni giusti e la palla va in mano, tu puoi fare veramente male la difesa, e se trovi una giornata dove la difesa è bravo, ti chiudono, ti mettono tanto sotto pressione e tu fai tanti errori, ovviamente è una giornata difficile per te. E però lì ovviamente il Revigo, secondo me, adesso non sono il tecnico Revigo, non sto criticando, è solo una cosa che ho visto un po' io, è che hanno questo gioco a velocità, ma forse le fasi statiche non sono dominanti, come per esempio se questo gioco veloci non va, devi tornare forse alla fase statica, di fare girare un po' la difesa e andare a avanzare lì. Può essere che trovano questa chiave in semifinale, non dico che non hanno la squadra per farlo, dico solo che hanno il loro modo di giocare che ha funzionato finora, perché uno vuole andare a cambiare, ma è un gioco di high risk, come dicono in inglese,
e però è bella da vedere e se funziona benissimo, secondo me è una strada che deve fare tutti in Italia, perché è quel gioco che vogliamo vedere. Se vogliamo attirare la gente a venire a vedere le partite, devi giocare una partita, non fare mall, mischia, piazzare come una volta qua quando c'era in Asbot, a tutti era bello perché Revigo vinceva, ma adesso c'è un altro Revigo, c'è un Revigo che gioca, che tiene la palla in mano, e credo che nessuno deve criticare questo. Dopo mettere una variazione in più nel gioco, è ovvio che se hai una mischia più dominante lo farai, ma in questo momento credo, di nuovo ti dico, forse la differenza tra Cavisano e Revigo in questo momento è un po' le fasi statiche, dove il Cavisano è più completo su tutto, il Revigo è forse un po' meno forte sul fase statico, ma sul gioco, diciamo, con la palla in mano ci sono pochi che può giocare come loro. Tra l'altro, collegandomi a quanto dicevi tu, Polla, sul fatto che la gente vuole vedere il bel gioco, è stato fatto la settimana scorsa un incontro con gli sponsor qui alla Femmicità Rugby Rovigo Delta ed è emerso un dato statistico, e questo è l'anno praticamente con il maggior numero di media spettatori allo stadio, quindi comunque è un dato positivo di che la gente si diverte, viene a vedere le partite, ed è questo un aspetto, insomma, che ci fa piacere. Il rugby italiano in questo momento serve queste cose, perché la gente non va più a vedere le partite perché non c'è spettacolo. Dopo c'è anche tanto attorno del campo che dobbiamo fare, fuori campo, però partiamo con il spettacolo in campo e dopo il spettacolo si può fare anche fuori campo, secondo me. Ecco, Polla, faccio una domanda a te, parlando del Petrarca, no? Petrarca, primo anno di Andrea Marcato, l'anno scorso tutto al 100%, tutto perfetto. Ovvio, quando arrivano gli infortuni e quando arriva magari anche un po' di sfortuna o di errori, un allenatore inizia a capire cosa vuol dire essere allenatore di una squadra. Come hai gestito secondo te questi passaggi? In fondo è un allenatore giovane, nuovo, e lì vedi anche... Io credo che lui l'ha gestito benissimo, e il problema non era lui, secondo me il problema era l'ambiente, la società e tutti, perché io ho sentito tanti che lo criticavano, e purtroppo questa cosa succede spesso in Italia. Io mi ricordo anche noi il primo anno, grande stagione, hai perso in finale, che non devi perdere ovviamente, ma l'anno dopo volevano tutti vedere che batti tutte le squadre a 50 punti, ma non è così, altri sono migliorati. Noi siamo arrivati quell'anno in semifinale e mi ricordo che mancava Revale come pilone, Riato, Jeff Montreal, Pace e Bustos, con tutti i ragazzi giovani, Marran che giocava, tutti i ragazzi giovani. E dopo la press conference, dopo la partita, stampa, i nostri giornalisti mi hanno subito detto: Polaru, finale l'anno scorso, quest'anno deve essere un fallimento, non sei arrivato in finale. E che domanda è? Perché io ho detto, se io tiro via da Calvisano, Costanzo, Griffin, Vosovai, ragazzi, è un'altra partita. Quindi l'infortunio è molto importante. Cioè, una squadra in Italia, tu puoi avere forse 4 stranieri e dopo hai giocatori italiani buoni, ma se tu inizi a avere 4-5 infortuni ti metti veramente in difficoltà. In Italia, dopo che abbiamo tolto quelli di Celtic League, 70 giocatori migliori in Italia, ti sei rimasto con, non voglio è brutto dire, ma i terzi scelto, perché i migliori sono andato a Treviso, e questi sono i tuoi migliori adesso. Dopo, sotto di questi tu hai tanti ragazzi giovani, hai ragazzi che vengono da Serie A, da Serie B, che tu per chiudere la rosa l'hai messo in campo. Quindi se tu hai 5 titolari che devono fare le differenze, sono infortunato, non è facile allenare dopo. Cioè, ovvio che tu fai il tuo migliore, però diciamo non possiamo subito criticare l'allenatore oppure dire ma non sa fare, ma dove è adesso, come mai la squadra va bene. Scusa, questo Andrea Mercato ha vinto un scudetto l'anno scorso e non è che adesso è diventato scarso. E mi dispiace un po' questo, perché l'ambiente era un po' quello, tutti mettevano pressione, forse ha poca esperienza, forse non è la persona giusta, ma ragazzi, ha vinto il finale il primo anno, adesso in semifinale di nuovo, cosa vogliamo di più? Cioè, e con tanti infortuni, quindi c'è tanto merito suo e complimenti anche a lui per questo. E non dobbiamo subito criticare, perché secondo me non è facile nel mondo del campionato che siamo adesso, diciamo del tipo di campionato che abbiamo adesso, perché hai tante varianti, hai ragazzi giovani, ragazzi da Serie B, da Serie A, che vieni a giocare adesso, non hai tutti, diciamo, 40 giocatori che sono veramente a livello di eccellenza, quindi gli infortuni hanno grossa influenza sulla tua stagione sicuramente. E Revigo state anche bravi, perché anche voi con tanti infortuni siete riusciti di vincere certe partite in momenti difficili e siete arrivati dove siete oggi. Beh, è interessante quanto ha appena detto Polla riguardo alla gestione di un anno
Un anno Edo, vabbè, noi siamo abituati, però voglio dire, ma queste cose, insomma, Rovigo, se non ci sono non siamo nemmeno di essere Rovigo, cosa dici? Sì, anche noi dobbiamo ricordare da dove veniamo, abbiamo subito 2 crisi societarie credo da inizio dell'anno, critiche da tutti gli angoli, abbiamo perso tante partite nella prima parte del campionato, credo 3-4, no 3, e quindi venivamo da un periodo in cui sembrava tutto andare male, alcuni ho sentito dire anche quest'anno lottiamo per la retrocessione, perché qua o sono tutto rose e fiori oppure sei meno Di zero, insomma. di zero. Quindi è stato un anno così e abbiamo mancato un po' nella partita che poteva consacrare tutta la stagione, tutta la rincorsa che abbiamo fatto nella seconda parte del campionato, che era quella col Calvisano, però niente è perduto. Ho visto squadre anche in altri campionati come quello francese, come il Castres, che hanno vinto campionati arrivando sesti in regular season, e quindi non c'è niente di perduto, giochiamo al massimo e adesso inizia un nuovo campionato per noi e vediamo chi è il più forte, ecco. Allora, Sì, no, il Revigo era proprio un grande esempio di questo anche loro, perché mi ricordo quando sono venuti a Valsugana e abbiamo quasi vinto la partita noi, c'era tante critiche alla fine della partita e giornalisti che mi dicevano: ma cosa dici di questo Revigo, cosa succederà? Io ho detto, in questo momento la società e città deve stare vicini, perché è un momento difficile, non è un momento di bastonare un cane, è proprio di starlo vicino, perché vediamo alla fine, siamo ancora di stagione, era ancora a metà, non siamo neanche, era ancora all'inizio, diciamo, non è... E guarda oggi dov'è Revigo, quindi si sentiva anche critiche su Umberto, su tutto, ma perché? In questo momento uno ti fai la domanda, perché tutta questa energia persa per tutte queste cose, e la squadra è seconda in classifica e sta giocando un bel gioco in questo momento, quindi pazienza qualche volta, so che è una piazza difficile e la gente, anche ascoltando poi il discorso prima, ma contro Sandanà primo tempo difficile, dopo siete venuti fuori. Ragazzi, c'è un avversario davanti e anche Sandanà non ha una brutta difesa, quindi non puoi vincere tutte le partite 50-40 punti. Noi qua a Revigo lo vogliono vedere tutti, ma purtroppo l'avversario vuole giocare anche lui, e quindi, però questo è veramente un bel esempio di Revigo dove oggi, come dicono sempre, il campionato lo vinci a aprile, maggio, certo. Quindi non a dicembre. Ecco, Edo, allora, questo è un anno veramente particolare anche per te, no? Avete cominciato un tuo percorso professionale diverso, è un anno che stai vivendo forse il rugby anche in maniera differente? Sì, ecco, prima lo consideravo come una ragione di vita, ecco. Adesso ho incominciato a vedere un po' dopo, perché un po' incominciamo, tutti invecchiano e anche io sto incominciando a sentire i miei anni, questi baldazzosi giovani mi girano attorno, no? Quindi ho pensato, sì, ho continuato in tutta la carriera fino adesso che ho fatto a studiare, mi sono laureato e adesso bisogna sfociare in qualcosa, e ho avuto la fortuna di trovare la farmacia Tre Colombine, che mi ha subito accolto, mi ha fatto fare un periodo di praticantato perché dovevo un po' vedere come mi trovo col lavoro, e ho avuto la fortuna che adesso mi sono stato assunto un part time, quindi sono molto felice, e adesso vedo il rugby più anche come un gioco, ecco. Oltre ad essere, insomma, la mia professione, la vedo anche come quello che è in verità, che è un gioco che ti deve divertire. Infatti quest'anno mi sono divertito molto anche nelle difficoltà che si potevano incontrare, sempre col sorriso, e fino adesso mi ha portato bene, perché siamo adesso ai playoff, adesso vediamo se sfocia in qualcosa, ecco. Io credo che ha aspettato questo momento di iniziare a lavorare per divertirsi, perché quando mette quel caschetto, da quando ha iniziato a giocare per Rugby Revigo, cioè gli occhi solo avanti e corre, come l'abbiamo chiamato, il nostro cane, che è sempre là a cacciare la palla, quindi credo che lui non ha problemi a divertirsi, l'ha sempre fatto.
Sì, dato avete insomma anche un'esperienza molto bella, no? Tra di voi, solo tu Polla praticamente a lanciare in prima Ma squadra. non so se perché voi eravate ancora in quelle squadre di cadette, cos'era? No? Giocavate lì Sì, l'anno mio. l'Under 20. No, dopo Under 20, sì. E abbiamo dopo fatto- sì, con noi ha iniziato lui, Ferro, e sì, Andrea De Marchi, sì, Maran, anche Killer. Sì, è vero, sì, quel primo anno. No, è stato un bellissimo anno, credo, anche come esperienza per tutti noi, nessuno l'aspettava, anche un po' come la storia anche di Valsugana. Abbiamo messo tutti insieme all'ultimo e è venuto fuori questo bella fine. Hai avuto una generazione però importante, Rovigo, forse l'ultima. Sì, sì, no, ma diciamo dei ragazzi dei giovanili che è venuto su, sono tanti, come uguale, io mi ricordo un'intervista quest'anno, io ho detto io vedo il Valsugano come il Rovigo di vecchi tempi, però parliamo anche di tante prima, che quando giocava Nasbot e Gersma qua credo che c'erano 12 rodegini in campo, Sì, certo. quindi piacerebbe arrivare in quel momento di nuovo a Rovigo quando hai tutti questi giovani che vengono su, e quell'anno lì cos'era, 8, 5, 6 eravate, quindi è un bel gruppo e secondo me questo deve essere l'obiettivo di ogni anno, se puoi portare su 5, 6. Speriamo. Allora Edo, tu parlavi comunque di un nuovo percorso personale, è stato un weekend un po' particolare questo per il rugby, diciamo non solo giocato ma anche a livello emozionale, affettivo, degli addii contemporanei, qui insomma c'è anche Polla che conosce bene la cosa, quindi Joe che è stato un esempio assoluto, ma anche come posso dire, l'onestà intellettuale, l'altruismo nel dire io mi fermo qua perché il focus deve essere la squadra nei playoff, è qualcosa che, cioè, guardando anche l'emozione di Umberto, cioè, a me vengono i brividi a pensarci, insomma. Dall'altra parte Stefan che smette, Favaro che smette, dice in intervista ma ti farò Rovigo perché il mio primo amore è Rovigo sebbene sia di Treviso, quindi insomma alla fine è sempre un insieme di emozioni, di valori, di occhi lucidi. Sì. È la motivazione perché gioco questo sport, ecco. E queste emozioni che ti dà prima, dopo, sono uniche, solo chi ha vissuto in quel campo può sapere cosa si prova, ecco. Quando Joe, che è un esempio per tutti, non ha detto niente fino alla fine, io l'ho saputo in spogliatoio che con la voce rotta dalle lacrime ha detto io smetto, però ti farò sempre per voi, e lì ha detto un grande se ne va, ecco, e non si può fare altro che alzarsi in piedi e applaudirlo, è quello che abbiamo fatto. È stato un momento toccante, immagino. Sì, mi sento di ringraziarlo per tutta la città perché è un ragazzo così che dopo 1000 infortuni è sempre stato il primo a venire al campo, a dare motivazione agli altri, sempre vicino alla squadra, a motivarti in campo, ti dico, a sentire fuori Edo per venire alla difesa, mi mancherà tanto perché è stato un grande giocatore, Pola lo sa bene perché l'ha portato qua lui. No, è come dicono in inglese, è un grande, un vero gentleman, perché come ha gestito tutto questo è veramente, anche a me non mi ha detto niente, cioè, e ci vediamo spesso, ci sentiamo, e quando ho scritto un messaggio prima partita ho detto bentornato Joe, vedo che sei convocato, e non mi ha detto niente, e alla fine partita mi ha chiamato, però questo è il bello anche di questo sport, questi giocatori, perché Joe, io ho sempre detto da allenatore, sono proprio quei giocatori lì che tu cerchi, è il primo che tu dici tu sei dentro la squadra, poi costruisco tutto attorno, perché è un guerriero che i più bravi sportivi, l'ha detto anche una delle due sorelle Williams che gioca a tennis, ha detto i fenomeni o i più bravi giocatori non sono quelli che vincono sempre, ma sono quelli che dopo un infortunio o dopo che hanno perso una partita tornano di nuovo e si rialzano e vincono di nuovo, e Joe era così. Joe ogni volta che quando era per terra si è alzato, si è allenato, è tornato di nuovo in campo e dopo mi fa guarda poi i ginocchi non ce la fa più, ma io torno, voglio giocare, e non mi dimenticherò mai, un giorno io ho detto Joe, allora con tutti questi infortuni che hai buone mani, hai gambe, hai fisico, inizia a cercare poi spazi e fai qualche offload e basta andare addosso all'uomo. E lui mi fa no coach, quello lì deve sapere che io sono in campo, mi deve sentire subito, e questo non dimenticherò mai, ho detto io andrò dritto per dritto all'inizio partita perché lui deve sapere che io sono in campo, e questo era Joe voleva andare dritto, vuole andare oltre, e nella vita fa anche così, va sempre oltre, quindi tanto complimenti a lui. Molto diversi lui e Stefano.
Sì, no, sì, ma ovviamente diversi giocatori, anche diverse persone, ma trovi tutte queste. Però è così, è menzionate anche questo perché quell'anno lì per me sembrava il primo anno a Rovigo destino, perché quando c'era Tito Lopini che allenava, c'era Gerd Smolenaars che giocava, Certo. e quindi dicevo, vabbè, alleno io, c'è Giovanni Iker e c'è Stefan, vinciamo questo scudetto, sarà proprio la storia che si ripete. Purtroppo, come dicono quel film Sliding Doors, non è andato così, cioè, la porta si è chiusa, deve andare un altro, quindi vabbè, no, è stata una bella esperienza. Anche Stefan, un altro che l'ho portato io adesso. C'era tante storie, ma mi ricordo che Massimo Brunello è venuto in Sudafrica e voleva Brent Russell, sei pocket rocket, e appena smesso con Sudafrica voleva andare in Inghilterra. Brent Russell ci ha parlato, era anche molto brava persona, ha detto no, guarda, se non andava in Inghilterra voleva anche provare Italia, poteva essere bello. E dopo a un certo punto ha detto ma guarda, scelgo di andare in Inghilterra e così, e ci dicono ma c'è un ragazzino che gioca al Bulls, mio papà fa guarda che l'ho visto, è forte ma non giocherà mai per i Springboks, gioca a rugby 7, un biondo, è qua di Ceres e gioca per i Bulls, e provate lui. E siamo andati a provare con questo procuratore, ma era capitano in nazionale 7, avevo detto ma impossibile che questa venga a Vigo. E quando ci hanno detto, il tipo è arrivato, il procuratore ha detto se mi date questa cifra qua lui vieni. Allora tutto in Africa, io mi sono girato a Massimo Brunello e c'era il presidente, ha detto guarda che Stefan Basson è un giocatore di rugby di Vigo, il capitano di rugby 7 di Springboks. Mi fa no, perché? Cosa è successo? Cosa ti ha detto? Ha detto lui vuole questa cifra qua, io ho detto la cifra e fa no, ma poi non abbiamo questi soldi qua. E ho detto ma ascolta, non vieni per 10 mesi, vieni per 8 mesi. Ah ok, sì, no, allora va bene, ce lo facciamo. E da lì abbiamo preso Stefan, era incredibile, cioè il capitano rugby 7 di Springboks che è venuto in Sudafrica, in Italia a Reviga, e poi ha avuto un paio di problemi, mi ricordo i primi stagioni, perché faceva tutta roba strano e passaggi di traschiena, però guarda come è finito le cose, ha fatto 10 anni a Reviga. Comunque per chiudere tutta la questione, Paul, penso che tu ne sappia un po', insomma, un sudafricano a Rovigo, Boara sta bene. Vabbè, è un po' diverso, adesso che ho il mio barbecue è uguale, qua, e il giardino e la piscina siamo Però quasi come stavamo. Joe quando dice io non ho mai pensato ad andare via con da questa città, È andato a buare. no, per carità, però penso sia un sentimento che ti ha coinvolto anche te. Sì, noi diciamo, ho iniziato io, mi sono preso un po' più lontana, loro sono venuti più vicino a Boara, Stefano ha fatto il suo, adesso Joe ha preso il suo, e poi abbiamo tutti l'amico in comune Moreno che andiamo spesso là a parlare di rugby, anzi qualche volta non mi fermo perché vuole parlare troppo rugby e perde tanto tempo. L'ambasciata siamo sudafricana siamo italiana è a Boara, nell'ortofrutta di Moreno. Detto questo, non ci resta che darci l'appuntamento al plebiscito domenica ore 16:30, Derby d'Italia numero 165, Petrarca Padova contro FMCZ Rugby Rovigo Delta. Non c'è nulla da aggiungere, solo andare allo stadio, tifare e ovviamente sostenere i bersaglieri. Grazie Edo per essere stato con noi. Ciao a tutti. Polla, grazie mille. Grazie a tutti voi, in bocca al lupo per Rugby Rovigo per il semifinale. Noi ci vediamo domenica, come sempre, a tifare. Rosso-blu, buonanotte.